oggi sabato 15 settembre e domani, domenica 16, siamo sul Passo San Boldo con l'evento Slider King, la seconda tappa del mondiale. Da 8 anni ripetiamo questo evento e quest'anno la particolarità che, essendo la strada dei 100 giorni che compie 100 anni, abbiamo aperto l'iscrizione a 100 piloti provenienti da 14 nazioni nel mondo, tra cui ovviamente l'Italia, la Germania, la Spagna, Andorra, Portogallo, Francia, Ungheria, Slovenia, Brasile, America e Tovena, mi suggeriscono giustamente. Ci stiamo divertendo tantissimo, abbiamo l'aiuto con i carabinieri di Belluno, l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, il piano sanitario con la Croce Rossa di Vittorio Veneto, si sta svolgendo al meglio, abbiamo il bambino dal Brasile Murilo che è fantastico, da prova spettacolo e insegna ai grandi come andare con il triciclo. Speriamo che sia divertente sia per i piloti che per il pubblico, ma a vedere le facce sorridenti delle persone ci fa ben sperare. Grazie a tutti. Questa giornata è davvero spettacolare, infatti il mio team lo aspettavamo da quest'estate, appena uscito il calendario abbiamo detto non vediamo l'ora di venire oltre, infatti per ora è come immaginavamo, uno spettacolo. È buonissima, è orgasmica, come ti hai detto, questa pista è orgasmica. Buona, lindissima, spettacolare. È la prima volta che vengo qui alla Slider King, ho partecipato a tutte le tappe di campionato italiano Slider King e Fix, sono campionessa italiana, un bellissimo evento, mi piacerebbe tornarci anche il prossimo anno. Tutte e due abbiamo la passione per i drift trike, da anni pratichiamo questo sport e ci piace tantissimo. San Boldo è un'occasione unica nel suo genere, in più raduna tutto il mondo, è una cosa veramente bella e ci carica veramente d'adrenalina al massimo, quindi speriamo che il prossimo anno di essere presente anche il prossimo anno e gli anni successivi.